Buonasera da Mayra Trebisan, benvenuti a questo nuovo approfondimento. Parleremo dell'Arlef, Agenzia regionale per la lingua friulana. Fevelarin in Furlan, parliamo della Marilenghe, lo facciamo con il presidente dell'Arlef che è Eros Cisilino, che io saluto e ringrazio di essere qui con noi a Caffè TV 24, benvenuto. Mandi a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Parleremo dunque dell'Arlef, dei suoi obiettivi, dei suoi progetti, di che cosa bolle in pentola e soprattutto cercheremo di capire che cos'è l'Arlef. Eros, che cos'è dunque questa importante agenzia? È un'agenzia appunto regionale, questa agenzia ovviamente cura la promozione della lingua friulana sul territorio regionale, ma non solo, e adotta quasi tutte le possibilità insomma, che ci offre la tecnologia, ma anche le vecchie insomma, caratteristiche di comunicazione che potevano essere insomma, per via cartacea, curando soprattutto il rapporto con scuole, uffici appunto scolastici regionali e con le istituzioni di qualsiasi tipo, per cui ci occupiamo per conto della regione del friulano a 360 gradi. Innanzitutto va detto che la lingua friulana è una lingua vivissima, qual è il suo stato di salute? Sì, assolutamente sì, molto migliore di quello che si crede. Anche perché abbiamo visto che i genitori in una enorme parte insomma, delle loro scelte hanno deciso che i propri figli potessero frequentare le ore di friulano nelle scuole, per cui questo ci ha dato un grande stimolo, una grande energia per proseguire nel nostro lavoro, ma vediamo appunto che ci sono delle riprese anche abbastanza importanti insomma, di vitalità del friulano lungo tutto il territorio regionale. È evidente però che bisogna agire soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni e l'Arlef è sempre molto attivo da questo punto di vista, infatti è partita da un po' di tempo una campagna promozionale che si intitola Al dipend di no e c'è uno spot che va in onda anche sulla nostra emittente che adesso andiamo a vedere insieme. Al dipend di me. Al dipend di me. Al dipend di me e di te. Al dipendo di te. Al dipend di no. Come al dipend di altris. La lingua è vive, se le fasin vivi, al dipend di no. Abbiamo visto questo bellissimo spot fatto veramente molto bene. Il messaggio che si veicola è al dipend di no. Che cosa volete quindi comunicare? Sì, effettivamente dipende appunto da chi parla in friulano, chi ha piacere di imparare il friulano, perché noi dobbiamo dire che c'è una grande parte di persone che hanno voluto imparare in friulano in seconda battuta proprio perché condividono una serie di valori, una serie di tradizioni insomma, sul nostro territorio, perché sono venuti ad abitare qui da territori magari lontani oppure perché non sono di madrelingua friulana, ma quindi italiana e hanno voluto appunto acculturarsi sulla nostra Marilenghe, quindi dipendi no, perché siamo proprio noi che facciamo crescere la lingua, la rendiamo viva e ci responsabilizziamo nella diffusione a 360 gradi e quindi anche e soprattutto nelle istituzioni. È una questione quindi assolutamente di consapevolezza e di un lavoro che bisogna fare quotidianamente. La vostra campagna promozionale però è più ampia, voi non fate solo degli spot radio-televisivi ma vi siete proprio diffusi un po' su tutto il territorio, infatti adesso chiedo a Davide che ci mostri un po' quelle che sono le fotografie che raccontano un po' quella che è la campagna promozionale dell'Arlef. Ecco, vediamo ad esempio cartelloni sui bus, vero Eros? Assolutamente sì, il fatto di aver distribuito la campagna promozionale per il friulano appunto no? su qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione, per cui anche gli autobus, ma anche i cartelli stradali, ma anche i centri commerciali, insomma ha dato una grande importanza. Qui vediamo ad esempio la stazione di Udine dove ha colto l'attenzione di parecchi passanti e quindi ci fa molto piacere. Lo slogan è uno slogan abbastanza veloce da leggere ma che si comprende anche per chi magari non è di madrelingua friulana e soprattutto si ricorda molto bene. Ecco.
E avete avuto già qualche primo riscontro positivo? Che cosa ne pensa la gente? Assolutamente sì, noi abbiamo avuto una quantità di accessi, diciamo, al video che abbiamo visto poc'anzi, quindi la pubblicità sui social network, che è stata eccezionale. Migliaia di accessi in pochissime giornate, e questo ci ha fatto molto piacere, ci ha fatto capire anche che siamo sulla direzione giusta, e per cui proseguiremo. Ovviamente una campagna ha un suo inizio e ha una sua fine, ma noi proseguiremo con molte altre attività di cui parleremo adesso. L'Arlef è sempre molto al passo con i tempi, proprio per stare vicino anche alle nuove generazioni e alle esigenze del presente, con strumenti informatici. Ad esempio ci sono delle app per quanto riguarda anche il dizionario bilingue. Ecco, io chiederei al nostro Davide magari di mettere in sovraimpressione, magari anche senza audio, un video che un po' racconta quello che è l'intento dell'Arlef, che è quello, insomma, di essere vicino anche alle nuove tecnologie, vero Eros? Assolutamente sì, il Gran Dizionario Bilingual, grande dizionario bilingue, insomma, italiano-friulano, sopperisce appunto alle richieste più basilari, no? In realtà i lemmi, come possiamo vedere anche da questo video, sono numerosi, e sostanzialmente riescono, insomma, a dare quelle nozioni di base che ci permettono, qui vediamo nello smartphone, che è la cosa che viene utilizzata più spesso dai giovani, ma anche, insomma, dai meno giovani, è la cosa più comoda, danno appunto queste caratteristiche di immediata fruibilità che ci servono per parlare bene e scrivere bene. Poi ci sono anche degli strumenti che vengono installati sui computer, sono a disposizione anche al di fuori dalla linea internet, per cui uno li può utilizzare tranquillamente anche senza essere connesso. Abbiamo anche molte altre iniziative che stiamo portando avanti, probabilmente le chiuderemo tra poco, cioè arriveremo ai risultati tra poco, che riguarderanno anche traduttori più impegnativi, e quindi potremo anche dare qualche cosa che può essere molto utile. Abbiamo visto, ad esempio, anzi vediamo ora, il sito lenghis.me, che è un sito importantissimo e serve per imparare il friulano, quindi o comunque ottimizzarlo se uno lo sa già. La quantità di materiale che noi possiamo trovare su questo sito è enorme, uno lo può utilizzare mentre è sul treno, mentre ha un momento di tempo a casa, ma soprattutto lo possono utilizzare le scuole, che è una delle cose che ci sta più a cuore, perché è importante appunto veicolarlo all'interno della famiglia. Ogni lingua rimane viva finché c'è una trasmissione veicolare all'interno, diciamo, delle generazioni, quindi tra una generazione e l'altra. Questo è basilare, se manca quello la lingua non ha la possibilità, insomma, di sopravvivere. La scuola non può sopperire a questa mancanza, ma sicuramente ci aiuta la scuola a imparare meglio il friulano, a imparare come si scrive, e soprattutto, insomma, a utilizzarlo in maniera veicolare, che è la cosa, insomma, più importante, quella che ci fa più, insomma, stare più attenti alla nostra attività. C'è un'altra iniziativa che io ci terrei a raccontare al nostro pubblico, ed è un'iniziativa che riguarda sempre le famiglie. Abbiamo parlato della scuola, abbiamo parlato dei bambini, ma parliamo anche delle famiglie e dei nuovi nati. Un'iniziativa che parla del plurilinguismo, perché è proprio quando si è molto piccoli che si imparano le lingue, e questo è veramente un valore aggiunto che si può regalare ai nostri figli. Qual è questa iniziativa? Beh, intanto bisogna dire che i genitori finalmente hanno capito che se un bimbo parla in friulano e in italiano, le due cose non è detto che si mescolino, cioè il bambino sa perfettamente dov'è il friulano e dov'è l'italiano, per cui non è vero che se impara il friulano poi dimentica l'italiano o viceversa. Per spiegare queste cose noi abbiamo fatto delle convenzioni con le aziende sanitarie e distribuiamo dei cofanetti in cui si spiega l'importanza della lingua. Ecco, ne vediamo uno che insomma, all'interno di questo cofanetto ci sono dei cartoni animati, c'è il bavaglino, insomma ci sono tante cose, no? Ma soprattutto un libro
che fa capire ai genitori l'importanza di essere plurilingue, per cui è un regalo che probabilmente può essere ritenuto molto prezioso, insomma, per noi che promuoviamo appunto la lingua friulana, ma comunque siamo a favore di qualsiasi lingua che sia locale, quindi non solo il friulano, anche da altre parti d'Europa è importante appunto promuovere le lingue locali. Beh, questa è una bella iniziativa e va detto anche che è importante perché insegna anche una certa elasticità mentale, proprio grazie alle lingue il bambino addirittura impara ad essere più elastico nei ragionamenti anche nella scuola. Sì, in realtà ci sono degli studi, poi qualcuno che magari non sarà a favore del friulano potrà confutarli, però ci sono questi studi molto validi che dicono appunto che la mente diventa più elastica o cresce in maniera più elastica e ha la capacità appunto di spaziare con velocità da un campo all'altro, non solo delle lingue ma anche della musica, anche della matematica. Insomma, il friulano, oltre ovviamente all'italiano, oltre all'inglese, che si possono tranquillamente imparare in maniera contemporanea, aiuta ad essere più veloci, diciamo, anche a pensare, ecco, se vogliamo vederla così. Abbiamo ancora qualche minuto di tempo e ci tengo a raccontare come l'Arlev sia sempre molto vicina al territorio e alla gente. Ad esempio, voi avete partecipato a Friuli Doc e a Gusti di Frontiera. A Friuli Doc avevate anche un vostro stand, vediamo se Davide riesce a trovare, ecco, questa è la foto proprio del vostro stand a Friuli Doc. Sì, è vero, noi avevamo questo stand, l'avevamo anche a Gusti di Frontiera. Una delle cose che vediamo, ecco qui vediamo i nostri gadget che sono andati a ruba, e poi insomma all'interno delle nostre attività che vengono fatte appunto durante questi momenti di festa ci sono anche dei concorsi, ogni anno c'è un concorso diverso, sono stati messi in piedi proprio dal personale dell'Arlev, che io ringrazio perché lavorano veramente bene, lavorano con grande capacità, anche con grande impegno, e loro insomma sono riusciti a dare vita al primo concorso. Abbiamo visto le cartoline prima, che derivano appunto dagli sdetulis, cioè dei modi di dire innovativi anche che si sentono un po' in giro, per cui non c'è solo la tradizione ma c'è anche una innovazione nella lingua. Questo ci fa molto piacere. Quelli lì, no? li vediamo in parte, alcale alche, ulcale vert, no? Tasenno le mai alle di moda, insomma, lino stino ciafasino, sono cose che si sentono normalmente tra i giovani, no? E poi abbiamo messo in campo anche quest'anno insomma abbiamo messo in campo un concorso che riguarda le voci degli animali. Beh, e quindi vedremo delle belle, però ovviamente tutte in friulano, e ci fa capire anche quanto sia lo stato di salute e di divertimento dei friulani nell'usare la propria lingua. Abbiamo ancora un minutino e volevo anche raccontare una notizia che è davvero abbastanza recente, perché il friulano entra anche nelle prove invalsi. Abbiamo parlato di scuola, le prove invalsi sono le prove dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione. Ci sarà anche il friulano? Assolutamente sì, si può scegliere tra le risposte che vengono date qual è la lingua che parli a casa, è il friulano. Ora sui social network si è scatenato di tutto, no? Dicendo no, ma adesso l'Invalsi viene compilato completamente in friulano. No, in realtà c'è una piccola parte, però ci sono queste piccole parti, ci danno un'indicazione di quanto possa valere la lingua, perché non è solo l'Invalsi ma anche la Comunità Europea ci ha dato la possibilità di mettere all'interno del curriculum, quindi quando uno va sulla pagina dove si compilano i curriculum appunto europei, ha la possibilità tra le 24 lingue riconosciute dall'Unione Europea di riconoscere anche, cioè di selezionare anche il friulano tra le altre lingue che conosce, per cui è una cosa che ufficializza il friulano tra 24 lingue che sono ritenute importanti appunto dalla Comunità Europea. Beh, sicuramente questo è un traguardo raggiunto ed è una cosa molto bella da dire. Allora Eros, come
si fa a contattare l'Arlef? Come si fa a trovare le informazioni sull'Arlef? Allora, intanto veniteci a trovare, siamo al centro di Udine, per cui in via della prefettura, vi aspettiamo, gli uffici sono sempre aperti, insomma l'orario magari lo trovate sul sito internet che ricordo www.arlef.it, lì troverete tutta la descrizione di tutto ciò che facciamo e anche di tutti gli strumenti informatici che potete richiedere all'Arlef, ma potete anche scaricare autonomamente tramite ad esempio le app che trovate sui telefonini, sugli smart store. Per cui veniteci a trovare oppure contattateci anche tramite email. Una delle cose che è importante da dire per quello che riguarda l'Arlef è che noi ci occupiamo anche di traduzione e di consulenza linguistica, per cui se avete dei testi in friulano che volete far correggere oppure in qualche maniera volete capire qual è la traduzione giusta, contattateci tranquillamente, noi siamo a vostra disposizione. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questo approfondimento, abbiamo parlato in modo bello, approfondito dell'Arlef, Agenzia Regionale della Lingua Friulana. Io voglio quindi ringraziare e salutare il nostro ospite che è il presidente dell'Arlef, Eros Cisilino. Grazie Eros di essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata. Un saluto da Mayra Trevisan e buon proseguimento con i programmi di Caffè TV 24.